questo, la prima cosa di cui volevo dirvi è che il presidente Andrea Rinaldo si scusa molto e manda il suo saluto. Aveva promesso, credo, ai due autori del libro che sarebbe stato presente e invece non ce l'ha fatta. Quindi un saluto molto affettuoso e molto caloroso e tanti auguri, in bocca al lupo, da parte del presidente. Detto questo, invece vorremmo presentarvi con Francesco questo libro e comincio da una strana osservazione, ma mi è capitato di scendere dall'aereo pochi giorni fa e improvvisamente mi sono resa conto di quanto i campanili come immagine siano importanti nell'immaginario collettivo. Dal finestrino dei signori che erano seduti vicino a me: "Ah, guarda il campanile di San Marco, i campanili in laguna", eccetera. La prima osservazione è stata sui campanili. Come non bastasse, alcuni di voi forse ce l'hanno in mente, se lo ricordano, queste gigantografie dei campanili veneziani, di una serie di campanili veneziani che nella sala di arrivo di dell'aeroporto di Tessera accolgono i visitatori che arrivano, il che evidentemente dimostra come i campanili siano nell'immaginario collettivo un'immagine a cui si affida il compito di accogliere e di sorprendere in qualche modo, di dare una immagine della città che deve stupirli ed è abbastanza singolare. Siccome stavo preparando qualcosa da dire per questa sera, questa cosa mi ha particolarmente fatto riflettere. Ovviamente il libro che presentiamo questa sera non è soltanto immagini, ma è piuttosto nel libro i campanili, le torri di avvistamento, le torri di orientamento e i campanili sono i veri protagonisti di un libro che ne studia la storia, ne raccoglie una documentazione molto ricca e poi li organizza anche dal punto di vista geografico all'interno della città per sestieri. Ben 166 campanili sono catalogati all'interno di questo libro e questi 166 sono organizzati per sestieri, 22 a San Marco, 44 a Castello, 33 a Canareggio, 15 a San Polo, 13 a Santa Croce, 27 ad Orsoduro, più ancora le due aree che appartengono ad Orsoduro, che sono quelle della Giudecca e di Saccafisola, dove ce ne sono altri 12, quindi un numero veramente altissimo. Il lungo lavoro condotto dai due autori, Mario Rosso e Riccardo Vianello, si era anche occupato molto degli orti botanici e dei giardini nella città di Venezia durante il XIX secolo, è una parentesi, ma i due autori hanno fatto un lavoro veramente di catalogazione molto molto sistematica di una quantità di materiali anche molto eterogenei, anche molto diversi fra di loro, che fanno sì che questo libro non sia il libro di amena lettura che uno legge come un romanzetto, tutt'altro. È una guida, come dice giustamente, credo, nella introduzione Eurigio Tonetti, nella prefazione. È una sorta di catalogo ragionato, sto citando, che non può mancare nella biblioteca degli studiosi, come dice Piero Alvise Zorzi in una recensione pubblicata recentemente, che fa notare come appunto si tratti di un lavoro di studio molto approfondito, molto dettagliato e che ha richiesto una ricerca lunga e faticosa, frutto di una ricerca sistematica. I temi trattati, come dicevo un momento fa, sono la storia di queste torri di difesa, torri di avvistamento, torri di orientamento, a partire dalle più antiche, addirittura dall'anno 1000, come si è di fatto proposto in una città che mitizzata come la città senza mura e quindi che non aveva bisogno della difesa, in realtà aveva bisogno di alcuni punti di riferimento fin da periodi molto lontani.
e questi punti di riferimento costituivano di fatto anche un deterrente per i potenziali nemici o comunque per chi si avvicinava ai luoghi del potere, ai luoghi del governo della Repubblica. Tutto questo poi è stato analizzato a partire addirittura dai secoli primi del Medioevo fino al XIX secolo, quindi con le trasformazioni che questi torri campanari hanno subito da un punto di vista dell'architettura, della qualità architettonica, della statica, della struttura muraria, e della qualità in generale, fino ad arrivare, come dicevo, al XIX secolo, dove i campanili realizzati sono abbastanza pochi a causa delle dismissioni napoleoniche, perché tutti i conventi e anche i luoghi religiosi erano stati dismessi da Napoleone, quindi ci sono molto pochi nuovi campanili. Un altro punto di osservazione importante è quello della sommità di queste torri, le cuspidi, che qualche volta sono cuspidi, qualche volta hanno forme diverse, anzi in passato avevano più spesso forme diverse, ma hanno avuto anche un ruolo di supporto importantissimo per le campane, e questo delle campane è un'altra parte importante del libro, e poi per gli orologi. Lo scandire il tempo in qualche modo è stato per molti secoli demandato proprio ai campanili nella città di Venezia. Quindi quello che dicevo non è un testo di agile lettura, ma è il frutto di un lavoro di ricerca che era cominciato con una prima tesi triennale sul campanile di Santa Fosca. Poi è diventata una tesi di laurea specialistica con l'ambizione e la volontà di farne una ricerca comparativa su alcuni campanili, soprattutto quelli medievali due e trecenteschi, e poi è diventata una cosa molto più articolata e complessa di così, fino a essere articolata con ricerche bibliografiche, ricerche documentarie d'archivio e ricerche iconografiche, dove alcuni importanti elementi, per esempio appunto analizzando le cuspidi, le cime dei campanili, hanno avuto un ruolo assolutamente importante. Nella ricerca iconografica l'importanza di alcuni incisori, alcuni dei quali peraltro sono molto noti, a partire da De Barbari, poi attraverso, anzi prima di De Barbari, i pellegrinaggi, i viaggi di pellegrinaggio che passano attraverso Venezia molto spesso mostrano l'emergenza dei campanili nel territorio lagunare. Quindi per esempio Breidenbach e Roivig come illustratore è uno dei testi che questi autori prendono in considerazione. E poi il De Barbari, ma anche Matteo Pagan, l'Arzenti, il Merian, Giovanni Merlo e Giorgio Fossati. Su Giorgio Fossati, la veduta di Giorgio Fossati del 1743, fanno un lavoro anche di dettaglio, nel senso di evidenziare dove sono i campanili. Quello che voglio dire è che le incisioni non sono necessariamente delle novità, le abbiamo viste e considerate un po' tutti, ma il lavoro che questi autori fanno è di evidenziare in queste incisioni, in queste stampe, dove si trovano i campanili, e quindi di mettere in evidenza il rapporto tra quei campanili e il contesto, il tessuto cittadino circostante. Da questo punto di vista uno sforzo molto importante di mettere insieme gli elementi, i soggetti che sono molto descritti, molto studiati, che hanno una bibliografia ricca, e quelli che invece sono poco descritti, perché non tutti hanno un'analoga ricerca alle spalle, un'analoga bibliografia. Quindi di rendere in qualche modo comparabili fra loro dei casi alle spalle dei quali ci sono delle informazioni molto diverse fra di loro. Sostanzialmente una sorta di rigorosa storia generale per immagini. Non mi ricordo più chi l'ha detto, forse nell'introduzione o nella prefazione si usa proprio questa espressione che mi pare molto appropriata, dei campanili esistenti e anche dei campanili che non ci sono più, o comunque che si sono perduti o che sono stati trasformati in maniera molto importante.
quindi un materiale inizialmente disomogeneo che loro hanno tentato di rendere comparabile. Non dico omogeneo perché questo non è possibile a partire da fonti diverse, ma in qualche modo comparabile. E poi questa attenzione particolare per il paesaggio sonoro, che è un punto di osservazione molto originale, trovo, perché non credo che altri lo abbiano fatto o lo abbiano fatto in misura molto limitata. Le moltissime campane che sono prevalentemente nei campanili, quindi nelle torri campanarie, ma qualche volta anche perfino nei palazzi privati, quindi c'è una storia parallela che è quella delle campane, per arrivare anche alla storia degli orologi. Dicevo prima che ci sono stati dei secoli dell'età moderna in cui veramente la scansione del tempo, e lo sappiamo, era particolarmente importante. Non è che avessero gli orologi al polso come abbiamo oggi e neanche i telefonini per guardare l'ora. L'apertura dei negozi, l'apertura delle botteghe, l'apertura degli uffici era scandita bene o male da un orario che era fissato in buona misura dalle magistrature della Repubblica Veneta e che doveva essere comunicato alla popolazione in qualche modo ed era comunicato attraverso le campane e o gli orologi a partire da un certo punto, da un certo momento in poi. I campanili che hanno delle forme, delle qualità architettoniche e delle forme anche molto diverse, dalle torri cilindriche di impianto ravennate del Medioevo, diciamo del XII secolo, i campanili a vela in muratura più frequenti nel Cinquecento, quelli doppi, pensate al Redentore, è un'immagine credo che tutti abbiamo in mente e che adesso che esiste il giardino, l'orto del Redentore, si vedono in maniera secondo me particolarmente efficace come li ha descritti la storiografia come una sorta di 2 minareti, questo dice la storiografia dell'architettura, no? Visti da dietro, visti appunto dall'orto del Redentore, sono veramente particolarmente impressionanti e importanti. Fino alle sommità a bulbo dell'età barocca, quelli di mattone, prevalentemente di mattoni a vista del Settecento, quelli intonacati, imbiancati, spesso imbiancati a stucco o a marmorino del XVIII secolo, e quelli del XIX che, come dicevo, sono pochissimi, ma anche caratterizzati da volontà, chiamiamole stilistiche, differenti. Il neogotico di San Giovanni e Paolo o il neoclassico di Santa Maria del Giglio, che sono particolarmente importanti per il tipo di atteggiamento stilistico nel XIX secolo a Venezia, ma non solo a Venezia. E poi gli effetti di terremoti, incendi, fulmini. La cuspide del campanile, pensate al Paron de Casa, il campanile di San Marco è stato colpito da fulmini più e più volte, ma questo è successo a molti altri, e quindi anche qualche volta il diffondersi dal fulmine del fuoco e quindi il prodursi di un incendio, e il fatto che il campanile da questo punto di vista è particolarmente legato al fuoco, perché può essere stato colpito da un fulmine che ha provocato un incendio nel campanile stesso, oppure perché il campanile era quel luogo da cui si comunicava alla popolazione l'esistenza, lo scoppio di un incendio in città. Io non posso qui non citare una cosa di cui mi ero occupata molti anni fa, moltissimo, che ne parla Sanudo con una vivacità e una freschezza assolutamente straordinaria e tipica di Marin Sanudo, il campanile di San Giovanni Elemosinario, dal quale sul quale non solo era salito nel 1514, in una notte di tramontana del gennaio del 1514, freddissima, lui va su per comunicare alla popolazione che è scoppiato un incendio alla Salute, poi guarda giù e improvvisamente si accorge che è scoppiato l'incendio di Rialto, quello catastrofico che ha distrutto tutte le botteghe realtine, la vera ricchezza dello Stato. Insomma, Sanudo su questo usa parole molto drammatiche.
Quindi il campanile come anche luogo di comunicazione alla cittadinanza, se non altro degli episodi drammatici. Un altro insieme di considerazioni che io ho trovato particolarmente interessanti e anche curiose è quello, credo che su questo i due autori si siano anche divertiti, è quello dei campanili in miniatura e dei modellini storici ancora esistenti. Esistono dei modellini di campanili che sono abbastanza singolari. E poi le banderuole ancora esistenti, le banderuole perdute, le statue, i pinnacoli, le croci, cioè tutto quello che riguarda le estremità alte dei campanili stessi, le forme di coronamento di fatto dei campanili e appunto le cuspidi diverse. Moltissime illustrazioni di qualità e di caratteristiche molto diverse. Ci sono delle illustrazioni di insieme e di dettaglio, delle illustrazioni anche relative a alcuni oggetti particolari. Per esempio mi ha colpito il passacorda di vetro, che è questo oggetto che non sapevo neanche che esistesse, volto ad evitare che l'usura delle funi, delle campane, producesse, rovinasse le funi stesse, e quindi un oggetto particolare in vetro che permetteva che l'usura delle campane delle corde non fosse eccessiva. E poi anche iscrizioni pubblicitarie, il fatto che ci sia un'officina prevalentemente femminile di donne che lavorano alla fabbricazione delle campane di bronzo, quindi proprio alla fusione delle campane di bronzo, e da ultimo non più di una, delle appendici che riportano delle trascrizioni di documenti, una raccolta fotografica fatta nei casi di restauro di alcuni campanili. Durante il restauro il fotografarli e il raccontare l'operazione di restauro consente anche di ripercorrerne la struttura, cioè durante il restauro è possibile capire meglio come l'edificio era stato costruito. Quindi l'episodio di restauro è interessante in sé perché è una documentazione attinente al tema, ma lo è a maggior ragione perché consente di capire qualche volta come questi campanili erano stati costruiti. E poi una ricchissima bibliografia e l'elenco delle fonti. Quindi un monumentale lavoro, ne avete visto credo delle copie in giro, di ben 700 e non mi ricordo più, quasi 760 pagine, che ha anche una caratteristica, e su questo volevo fermare brevissimamente la mia attenzione, un carattere interdisciplinare, perché tutto sommato parla di storia della città, di storia dell'architettura, di storia del commercio, di storia religiosa a Venezia, delle tecniche di misurazione del tempo, quindi una serie di questioni che sono fra di loro legate, ma che sono anche punti di vista, punti di approccio abbastanza diverse e che mettono insieme un libro che io intenderei come strumento di lavoro successivo. Dicevo prima, non è il libro di amena lettura che uno si tiene sul comodino e legge qualche pagina alla sera. No, è un libro che uno va, all'interno del quale uno va a cercare degli episodi che può rapportare al tipo di ricerca, di lavoro, di interesse specifico che può avere su questioni particolari di carattere edilizio, di carattere urbano, di carattere d'altro genere. Come dicevo prima, lo definirei abbastanza interdisciplinare. E perfino relativo alla percezione dei visitatori, la questione che ponevo prima dicendo, scendendo dall'aereo improvvisamente, perché avevo in mente questo libro e perché dovevo lavorare su questo, improvvisamente mi sono resa conto di come è percepita questa vicenda dei campanili da chi viene dall'esterno. Venezia è veramente particolare rispetto ad altre città, rispetto a questo punteggiamento che esiste, scusate la parola che è una brutta parola, ma che esiste nel paesaggio lagunare. Riportano anche degli aneddoti, dei racconti popolari,
Quindi, insomma, una serie di questioni abbastanza decisamente originali. È per questa ragione che con una commissione costituita da Giuseppe Gollino, Francesco Vallerani e me stessa, come Istituto Veneto abbiamo deciso di promuovere la pubblicazione di questo libro, che ha bensì anche goduto di qualche sponsorizzazione, ma che è uno dei prodotti dell'Istituto Veneto che avevamo deciso di valorizzare. Ancora due parole sui due autori. Mario Rosso è laureato in Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici all'Università di Ca' Foscari, è diplomato alla Scuola di Archivistica e Paleografia Diplomatica all'Archivio di Stato di Venezia ed è iscritto all'Associazione Italiana di Campanologia. C'è una sponsorizzazione dell'Associazione di Campanologia al libro stesso, ma l'interesse per le campane è ovviamente legato a questa posizione importante. Ha pubblicato i campanili veneziani del 300 e 400, Venezia e i suoi campanili, l'onomastica campanaria minore veneziana fra dedicazioni sacre e usi profani. Riccardo Vianello è nato e vive a Venezia, è socio dell'Ateneo Veneto e della Deputazione di Storia Patria. Da oltre 30 anni si occupa quasi esclusivamente di toponomastica, ha pubblicato Saccafisola, origini, storia e toponomastica, toponomastica a Burano e con Virgilio Germani, Orti botanici, il libro di cui parlavo prima, e Parchi pubblici, un frammento di storia di Venezia nel XIX secolo. Si è occupato molto del XIX secolo e l'attenzione per i campanili nel XIX secolo in qualche modo è anche legato a questo capitolo di interesse. E con questo vi ringrazio e lascerei la parola a Francesco che aggiungerà un po' di osservazioni. Poi vorremmo anche che voi poteste fare, daremo la parola agli autori che dicano forse qualche cosa, ma ci piacerebbe che il pubblico facesse delle domande o delle osservazioni. È importante che non sia soltanto una presentazione, come dire, formale, ma che ci sia un minimo di interlocuzione fra il pubblico e gli autori. Bene. Scusate, giustamente vorrei ancora ringraziare il dottor Ruggero Rugolo che come sempre si occupa in maniera assolutamente impeccabile delle pubblicazioni dell'Istituto Veneto e la dottoressa Mita Scomazzon per il progetto e la redazione editoriale. Gli autori ci tengono a questo, giustamente, a questi ringraziamenti. Scusami Francesco. Cellulare? È il mio. Ah, sì. Scusate, ma non ho avuto il tempo di spegnere. Bene, buona serata a tutti. Fa piacere vedere questa sala piena, quindi complimenti agli autori per aver attirato un pubblico, suppongo, veneziano per lo più, o dell'estuario, dipende insomma dalle distanze. Donatella ha già detto tutto praticamente, quindi io adesso cercherò di colmare alcuni aspetti che hanno suscitato in me delle emozioni nella valutazione del libro, come ha detto Donatella prima, ovvero il fatto che è stata vagliata una commissione per la pubblicazione del volume. Io ho espresso subito il mio interesse perché ho da sempre un interesse per i campanili, fin dalla tenera età, diciamo, avendo avuto la fortuna di poter suonare le campane con la corda nella parrocchia di San Francesco a Padova, ed era la cosa più rischiosa, quella di quando era ora di farle zittire. Il nostro gioco era che l'oscillazione della corda ci portava parecchi metri in alto. E quindi per me è stata l'elettrificazione, è stata un po' una perdita di genuinità dei suoni, che però sono comodissimi. Io mi ricordo il frate che doveva alzarsi alle 6 per suonare a mano, era veramente una cosa problematica. Scusate, per favore, se no non riesco. C'è un altro evento autobiografico che voglio menzionare,
E quando ero socio di una delle tante eremiere di questa città, per me, quando avevo tempo ovviamente, era di imbarcarmi, remare, vogare verso le 11:30 della mattina, portarmi fuori a un certo punto dalla Giudecca verso le Grazie, oppure verso anche altre isole, verso Poveglia. A mezzogiorno gettavo l'ancora e aspettavo il concerto, aspettavo da ovest a est, soprattutto questa successione di suoni incredibili, che variavano con il vento, quindi io riuscivo a collegare in base a Scirocco, Borin, Tramontana, Libeccio. Con Libeccio potevo percepire anche i suoni da Malamocco. E quindi io mi mettevo nei panni dei pescatori, che voi avete menzionato nel libro, persone che con le nebbie dovevano rientrare a casa, alla loro fondamenta, in particolare i pescatori dell'estuario, quindi mi viene in mente San Piero in Volta, Burano, Pellestrina, e c'era questo linguaggio della campana, che era conosciuto, quindi il bronzo, come i sommelier per il vino, ci sono degli esperti che riescono a cogliere il suono del bronzo, che è diverso da campana a campana. Le famose campane di San Marco, penso che voi riusciate a conoscere il linguaggio, i suoni delle singole componenti di questo armonioso coro. Ecco, è importante questa premessa per capire come la vita in laguna, ma anche in città, fosse assolutamente legata, come ha detto anche Donatella, allo scoccare dei suoni, i campanili che sono nei quarti, i campanili che raccontano appunto tanti episodi della vita dei parrocchiani, perché ci sono dei linguaggi, io vengo adesso dalla terraferma e so che i miei paesani conoscono, Isidrio Sonar, l'agonia. Quindi a Venezia sono 30 colpi, no? Di suono, in terraferma sono un po' meno, ma è un linguaggio. Oppure altri linguaggi che sono fondamentali per sentirsi parte non tanto di un paesaggio sonoro che è fondamentale, ma di un senso del luogo che si nutre anche di questi elementi sonori. Quindi il paesaggio che ci evoca concetti che ci riportano al senso della vista, attenzione, c'è anche il senso dell'udito, dell'olfatto, tutto il paesaggio è sensoriale e le campane sono fondamentali. Chi di voi ha viaggiato, è stato in città all'estero, soprattutto al nord Europa, si sarà accorto del silenzio, non ci sono campanili che suonano, ci sono dei campanili, delle torri, poi dipende dalle zone, comunque non c'è la ricchezza sonora che hanno i campanili di questa città, ma in genere tutte le città storiche italiane. Potrei menzionare Ferrara, alcune mattinate di nebbia di domenica. A Ferrara, se non conosci il suono di San Benedetto rispetto al Duomo, rispetto ad altre piccole chiese che compongono questa complessità urbana legata proprio ai campanili. Il riferimento topografico è stato già menzionato, quindi il campanile come landmark, come luogo, come elemento verticale, quindi ecco la verticalità che è fondamentale per orientarsi. Quindi il profilo verticale è assolutamente emblematico di una continuità iconografica della città, che qua vedete il frontespizio del libro, che è un anonimo settecentesco che fa vedere questa selva che effettivamente è molto eloquente della situazione. C'è un discorso sociologico che vorrei però menzionare e riportare, magari lo vivete anche voi come veneziani, ovvero la fine delle parrocchie, l'impoverimento, lo spopolamento di una città, che è spopolamento dell'afflusso alle funzioni, alla chiesa e tutto quanto riguarda la vita che connette il campanile alla vita religiosa di una città, che è anche un elemento sociologico fondamentale. Nella mia città di adozione, anzi sì, che è Padova, quante parrocchie, un prete solo che deve fare il viandante tra una parrocchia e l'altra, e quindi tutto questo
Scusate se poi scendo nel venale, mancano degli afflussi di offerte. Mancando gli afflussi delle offerte, mancano gli afflussi per la manutenzione di questo bene. La manutenzione del bene della Chiesa, ovviamente, ma soprattutto dei campanili. Ci sono raccolte di fondi per il 110%, per il campanile, per ristrutturarlo, sistemarlo, il sistema delle campane che devono funzionare col motore, ci sono dei restauri bisognosi molto importanti. Ecco, questo è fondamentale perché si perde il senso del luogo diminuendo l'afflusso, l'interiorizzazione del suono delle campane. Il vostro libro contribuisce, e di questo vi sono veramente grato, per un recupero da parte dei cittadini di questi campanili anche abbandonati. Parlavo prima con Marco del discorso del... Io sono ritirato dall'insegnamento universitario, insegnavo in una scuola superiore di turismo e si parlava di promuovere a Venezia il turismo campanario, ovvero la visita ai campanili. Abbiamo solo San Marco e San Giorgio, ma non c'è città che non abbia una torre, cioè il turista, si parla proprio di dinamiche, avendo somministrato dei questionari, il potenziale turista lo chiama turismo esperienziale, cioè la gioia di salire queste infinite rampe, arrivare in cima e avere il mondo. E qui mi viene in mente Giuseppe Rosaccio, questo poligrafo, geografo di fine Cinquecento, che sale in cima a San Marco, lui che è un geografo ma non ha mai viaggiato, e fa sono 10 righe quasi di ebbre di emozioni, che racconta, io da qui vedo il mondo, le Americhe con la Giudecca, l'Asia verso San Nicoletto, cioè lui ripartisce le parti del creato dal campanile di San Marco, con una sua metafora veramente efficace, e quindi ecco l'importanza del punto visuale. Ma dicevo prima della visibilità, la visibilità nautica. Prima Donatella ha accennato al fatto che molti di questi campanili portavano delle luci, delle illuminazioni, delle foghere, adesso non so tecnicamente come avessero appiccato il fuoco dall'alto di San Nicolò, di San Francesco della Vigna, San Giorgio, e dopo il quarto era San Pietro di Castello. San Pietro di Castello, esatto. Quindi sono dei fari che consentono proprio di identificare anche l'allineamento dei campanili. Non occorre avere il sestante. L'allineamento dei campanili ti consente proprio di accedere, di farti un'idea se andare verso Murano, verso sud, verso il Lido, e quindi è fondamentale questo tipo di strumento che offrono le campane. Ecco, il vostro libro, secondo me, ha anche un'importante opportunità per recuperare storie e memorie di un patrimonio edilizio. Credo che abbiate, chissà, forse qualche registrazione di chiacchiera con qualche campanaro, con qualcuno che vi ha aperto la porta, vi ha spiegato, perché io sono sempre curioso di salire sui campanili. Una volta era possibile, adesso no, non è più a norma, ovviamente, non può essere a norma, certe scale, Ecco, però ci sono delle opportunità che ci consentono di accedere a questa visibilità dall'alto. Quindi il lettore, voi che se lo leggerete, lo consulterete, lo sfoglierete, avrete la possibilità proprio, secondo me, e vi invito veramente a farlo, di organizzare una nuova visita di Venezia col naso all'insù, con gli occhi all'insù. Lo dico proprio per i veneziani, non solo per i turisti ovviamente, ma per voi, di ricucire un legame con la città che il campanile vi garantisce. Non tutti ovviamente, perché sentirete dei campanili, anzi non sentirete, vi accorgerete che dei campanili sono ammutoliti, sono zittiti, non suonano più. E questo è il tema di questa perdita di sonorità. A me ha colpito la città spagnola, la cattolicissima Spagna, a campanili zittiti. Ma perché? Chiedo e mi rispondono: i turisti non vogliono sentire le campane. Credo che anche a Venezia ci siano delle proteste. Io so di parroci che hanno ricevuto delle intimazioni di posticipare il suono della messa prima,
oppure evitare certe sonorità in certi orari. Marco mi conferma, magari Mario, e mi dirai se questo è vero. Quindi è fondamentale anche questo tipo di legame proprio partecipato con il campanile. Parlava prima di approccio interdisciplinare, basta che voi prendiate qualunque dei vostri amati pittori vedutisti e potete fare veramente una rassegna dei campanili che vengono menzionati. Sono i punti fermi del racconto iconografico della città. Ecco, qua mi viene in mente una citazione dello storico Alain Corbin, quando ha scritto Les cloches de la terre, che è un libro meraviglioso. Purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano. È un libro meraviglioso che racconta proprio con documentazioni storiche l'importanza vitale della vita di villaggio per essere identificato con il campanile e per affidarsi al campanile. I volontari che vogliono fare i campanari per la settimana santa, lavorano poco il giovedì, venerdì e sabato perché le campane zittiscono, però dopo la domenica è incredibile. Quindi io direi che resta di gran rilievo la decodifica semiologica dei suoni. Ecco, io ho puntato su questo, che è ovviamente il variare dei rintocchi. Ci sono delle prescrizioni, dei documenti che raccontano, come ha detto prima la Donatella, sul sonar da fogo o anche per i terremoti. Insomma, tutto questo è il mondo dei campanili che voi troverete in questo libro e che spero possa essere uno stimolo, uno spunto per rileggere voi stessi all'interno di una città che è anche sonora. Suono dall'alto, un suono bronzeo, cristallino, dipende. Io concludo con una menda. Cos'è una menda? È un soprannome che viene dato quando ci sono pochi cognomi, e mi viene in mente Pellestrina, il cognome Vianello, Perla. Stella. Io sapevo di uno che si chiamava Perla, ma perché? Io sono Pellestrina, Vianello, Stella. Ecco, quindi proprio per la qualità Il libro d'oro di Pellestrina. Esatto, quindi ci sono queste mende che possono essere utili, sempre collegate ai suoni e a tutto ciò che fa viva ancora questa città. Grazie. Non so con quale ordine, ma mi piacerebbe che interveniste voi due. Mario. Sì, vado io. Sì. Allora, io rapidamente avevo preparato qualche immagine da commentare al volo, magari riconducendomi un po', ricollegandomi ai temi che abbiamo affrontato fino adesso, così un po' da sottolineare, ecco, qualche aspetto saliente. Allora, qui, anche per sottolineare un po' appunto quella che è stata la ricerca d'archivio, la ricerca storica e le cose divertenti che abbiamo trovato lavorando. E cominciamo con questa vignetta satirica che appunto rappresenta il professor Domenico Gnoli, che fece il 6 febbraio del 1889 forse la pioniera delle conferenze su campane e campanili, e quindi è stata raccolta appunto in questa rivista, Signor in Bonagrazia, che era un giornale popolare, se non sbaglio. Popolare di satira, prevalentemente di satira, tant'è vero che l'ha E infatti fatto vediamo lo stile lungo quanto il campanili, quindi. Infatti, diciamo lungo e sottile, e vediamo anche sotto 4 versi dialettali, ecco. De campane e campani tra gli applausi e il gapparlà, e i sobei tratti sentimi, plaudendo snacco qua. Quindi ci riferiamo appunto anche agli aneddoti che citava prima la professoressa. Questo sottofondo, diciamo, popolare che ha a che fare con la vita della città e il tema dei campanili. E invece qui ho messo un dettaglio della veduta prospettica di Venezia, quella appunto raccolta nei viaggi, a illustrare i viaggi dei pellegrini di cui si parlava prima, e il dettaglio mostra la bocca di porto di Lido. Se osservate bene, in basso a sinistra c'è l'isola di Sant'Elena, per capirci, che appunto prospettava in piena laguna.
A destra invece c'è il Portus Sancti Nicolai e quindi è il monastero di San Nicoletto del Lido. E vedete che il vecchio campanile, perché questo rappresentato è ancora quello medievale, non era ancora quello del 600 che c'è adesso, ha una terminazione a lanterna, quindi c'è il suo bell'ottagono e sopra terminante in una cupoletta. Nell'ottagono, l'ottagono era proprio il luogo dove veniva acceso il fanale notturno che serviva poi per fare da faro e quindi da indicatore alle navigazioni. Quindi un'altra cosa interessante di questo campanile è che era quello designato a dare l'allarme in caso di assedio, cioè c'era sempre una guardia notturna che stazionava nella torre e se venivano avvistate delle navi nemiche all'orizzonte, il campanile di San Nicoletto doveva suonare a stormo. A San Marco le guardie di Palazzo Ducale avrebbero avvisato, mandato un custode in campanile e il campanile di San Marco avrebbe dato un altro segnale di allarme da propagare alle 70 parrocchie. Quindi questo sistema doveva essere appunto un sistema di allerta per tutta la popolazione in caso di emergenza, di guerra. Poveri turisti. È importante anche il campanile di San Nicolò del Lido perché fu quello che diede l'annuncio dell'arrivo della flotta dopo la vittoria della battaglia di Lepanto. Fu il primo, suonarono a distesa proprio per avvisare in città che le navi stavano tornando. Un Fre Giustiniano. È la prima nave che arriva, è quella del capitano, un Fre Giustiniano. Ecco. Poi, ecco, questi invece sono quei modellini di campanili che abbiamo trovato, di cui si parlava prima con la professoressa, e la cosa incredibile è stata riscontrare una somiglianza con alcuni che sono stati riprodotti nella veduta di De Barbari del 1500. Questo in particolar modo assomiglia tantissimo al vecchio campanile di San Pantalon, che adesso non c'è più perché nel Settecento è stato rifatto, e vedete, insomma, basta confrontare le immagini, vedete la sommità, soprattutto la cella campanaria che doveva essere della fine del 300, insomma. Quindi è stata proprio una scoperta ritrovare questi modellini, questi pilastrini, poi la funzione non è chiara, potevano essere dei pilastrini in forma di campanile, riportare l'ornato del campanile su scala più piccola per dei recinti, per delle delimitazioni, o forse anche come potevano essere utilizzati come cimieri di portali, magari affiancati a qualche lunetta. La discussione è ancora aperta perché c'è questa somiglianza nelle forme, ma di fatto non abbiamo un'idea ben chiara della funzione vera e propria. Continuando invece a parlare dei coronamenti, non possiamo non citare i due angeli che sono alla sommità sia del campanile di San Marco che di quello di San Giorgio, che sono un po' le due colonne d'entrata che segnano il cuore del bacino di San Marco, della città quindi, e richiamano ad un messaggio celeste, ma poi è stato letto anche in chiave religiosa all'Arcangelo Gabriele come angelo annunciante e Venezia invece che è colei che riceve l'annuncio. E appunto questi angeli erano diffusi, sappiamo, anche nelle isole. Per esempio il campanile di Burano fino all'800 ebbe un angelo sulla sommità che poi fu distrutto da un fulmine, sì, se non sbaglio. Tromba d'aria, Una tromba d'aria. ottobre 1866. Ecco, quindi sono rimasti i nostri due, diciamo, a Venezia, ma non erano diffusi anche nelle comunità lagunari più al di là. Ma oltre agli angeli abbiamo anche tutta una serie diciamo, una buona rappresentanza della corte celestiale. Quindi la Madonna dei Carmini, San Nicolò di Mendicoli, San Giacomo a Rialto e il Cristo Benedicente sul campanile della Madonna dell'Orto, quasi a creare una sorta di costellazione un po' rispetto nel cielo, insomma. E anche un altro tipo di coronamento invece è quello costituito dalle croci. In questo caso
abbiamo visto che ci sono diverse tipologie di croci e ce ne sono di particolari, per esempio quelle che sono chiamate le croci spaziali, che sono queste croci tridimensionali all'orientale che portano all'estremità dei globi che molto spesso erano dorati e quindi servivano a riflettere in particolar modo la luce. Quando si parla della Basilica di San Marco come Basilica d'Oro, non pensiamo solo alla decorazione musiva, ma anche poi al decoro e alla rifinitura di tutti questi dettagli, i pinnacoli, appunto le croci. Adesso di recente sono state anche restaurate ed è stata ripristinata la doratura di due delle croci di due cupole e se ne può apprezzare la brillantezza e la vivacità anche da lontano. E poi ancora diverse forme più o meno elaborate, e qui abbiamo anche, vediamo anche qualche esempio di banderuola. Dunque quella all'estrema destra, quella di San Pantalon, riporta ancora in caratteri, è stata fatta nel Settecento, ma riporta ancora dei caratteri di forma gotica, quindi c'è un ripetersi nelle forme. E così via. Le banderuole recano in sé anche dei messaggi, oppure in forma figurata dichiarano il titolare dell'edificio stesso. Per esempio abbiamo quella con l'insegna della Scuola Grande di San Rocco, e dall'altra parte invece questa che è stata anche una piccola scoperta, perché con l'obiettivo abbiamo cercato di zoomare il più possibile, ed è la banderuola del campanile di Ognissanti, che è la chiesa annessa all'ospedale Giustinian, che è tutta traforata e che in piccolo riporta tutte le sagome dei diversi santi. C'è uno, forse lo vedete in basso a sinistra, che sembra un San Cristoforo chinato col bastone, oppure delle sante, una santa che ha in mano una palma, quindi è una santa martire, forse c'è una torretta, potrebbe essere una Santa Barbara. E, e queste invece sono, se parlavamo prima del tema di un'impresa al femminile, e sono le sorelle Castelli o De Castelli. In realtà erano tre sorelle fonditrici nate Cossali, originarie di padre pavese e madre bolognese. Si trasferirono a Venezia e rilevarono nel Settecento, il padre a cavallo fra 6 e 700, e loro lavorano principalmente nella prima metà del Settecento, e rilevarono questa fonderia e impararono a fare campane, e vedete che anche sullo sfondo c'è questo scaffale, e questo dettaglio mostra come doveva presentarsi l'interno di una bottega di campaner. Quindi chi andava alla bottega del campaner trovava sia le campane grandi, insomma quelle proprio da campanile, campane di misura intermedia, ma poi anche paioli, stoviglie di metallo, i cosiddetti lavezzi. Infatti l'arte dei campaneri non fu mai indipendente, ma fu sempre tenuta insieme, collegata ai due colonnelli, cioè ai sottoinsieme dei caldereri, cioè dei calderai, e dei lavezzeri, cioè i produttori di stoviglie di metallo. E le fonderie erano concentrate, le fonderie di campane, in una zona di Venezia che oggi come oggi non diremmo mai che poteva ospitare strutture del genere, ma era l'area tra la Calle dei Fabbri e tutta la zona fino al Ponte dei Dai, proprio dietro la piazza di San Marco. Ed erano la sede della confraternita era nella chiesa di San Luca, e le due parrocchie che avevano maggior concentrazione di fonderie fino a tutto il Seicento erano San Geminiano e San Luca, che erano appunto due delle principali parrocchie lungo le quali scorreva la Calle dei Fabbri. E qui velocemente il campanile di San Giovanni Elemosinario di Rialto, di cui abbiamo parlato prima, che giustamente la professoressa ricordava, da cui suonava la Realtina, che era la campana che dava il segno alle 7 di sera per noi. Poi con il calendario, con l'orologio, con l'ora latina era un po' un ginepraio orientarsi, comunque, perché seguiva la giornata divisa in 24 ore, quindi il tramonto che poi variava, e appunto questa campana suonava
all'incirca alle 7, 7 e mezza di sera al tramonto per dare l'orario di chiusura delle botteghe. Proseguiamo rapidamente. Altri 2 esempi invece di suono di campane per lo scopo, per il lavoro, e quindi abbiamo la campanella dell'Arsenale, che questa è molto ben documentata, la si ritrova nelle fonti, abbiamo poi riportato anche altri brani, insomma, che parlano di questa campanella che affiancata, un po' coordinata con il suono della marangona, serviva a dare le pause dei lavoratori in arsenale. E quindi c'era questa torretta che poi è stata molto rimaneggiata nel corso dell'Ottocento, dove appunto era alloggiata una campanella che scandiva i tempi del lavoro, e anche la campanella ha avuto una storia travagliatissima perché sempre all'inizio dell'Ottocento, quando cade la Repubblica, si chiede di poterla sostituire e viene sostituita più volte, poi l'ingegner Casoni segna una data, insomma è una vicenda molto complessa. E invece le altre sono 2 campane a coppa che sono sul timpano dell'ex manifattura tabacchi, quindi un altro polo industriale importante della città che adesso è in corso di riconversione e vi sarà insediato il tribunale, insomma è già in corso di spostamento, e vedete appunto che praticamente ogni stabilimento, abbiamo documentato anche per il macello che era a San Giobbe, ogni stabilimento aveva la sua campanella che dava segno dell'inizio o della fine delle attività e delle pause. Altre campane sparse per la città sono quella tibetana, che è conservata in Patriarcato, fino a qualche anno fa era nel cortile del Palazzo Patriarcale, è stata acquisita per donazione e adesso invece è in deposito, è stata spostata in un luogo più riparato. E altre campanelle, per esempio questa è una campanella che serviva per la scuola grande dei Carmini ed è appesa a una finestra, perché normalmente le scuole grandi avevano delle piccole campanelle messe sul tetto e poi venivano un po' spostate secondo la necessità. E i sonelli, allora i sonelli sono delle piccole campane chiamate anche squilline, servono per dare l'annuncio a ridosso dell'inizio della funzione religiosa, e quindi quasi tutte le chiese parrocchiali, ma poi anche quelle monastiche in realtà, si sono dotate di questi piccoli campaniletti, e sono di diverse tipologie, possono essere molto semplici in pietra d'Istria, il primo in alto è quello che si trova sull'oratorio in Campo Sant'Angelo, oppure sotto ce n'è un altro che anche questo ho scoperto grazie a una zoomata particolarmente efficace, si trova sulla ex chiesetta di Maria Ausiliatrice in via Garibaldi, e venivano fatti invece di ferro battuto, più economici, più leggeri, abbastanza resistenti, e anche fatti appunto per poter essere aggiunti senza intaccare troppo le strutture preesistenti. E altri, anche in questo caso, capitozzati, come il povero sonello dell'ex chiesa di Sant'Anna, che è rimasto lì, decapitato o da intemperie o da mano più o meno felice, e quindi rimane a testimoniare che un tempo conobbe tempi migliori. E rapidamente una carrellata sui campanili dei sestieri, mescolando un po' quelli esistenti e quelli scomparsi per capire appunto la ricchezza del corpus, come si diceva prima. Allora, il primo da sinistra è il campanile dell'Ascensione. Era un campanile medievale che sorgeva proprio alle spalle di Piazza San Marco, dove adesso c'è l'Hotel Luna Balboni, per capirci, che è quello che rimane dell'antico convento di Santa Maria in Brodo, e che rimane in piedi fino all'800. Di questo siamo riusciti a ricostruire le vicende della demolizione in maniera molto molto accurata, perché è rimasto fior di relazioni, e abbiamo anche trovato un'ipotesi secondo la quale il governo austriaco aveva deciso di poterla mantenere in piedi, la chiesa dell'Ascensione, come cappella del Palazzo Reale, ma poi il progetto non andò in porto, per cui quando si decise poi di chiuderla si passò all'abbattimento del campanile, che ormai era diventato pericolante. Il secondo è il campanile di Sant'Angelo.
E adesso il campo è vuoto, però era un bel esemplare di campanile quattrocentesco a cuspide. Invece il terzo è il campanile di San Benedetto, che è nascosto, è un campanile settecentesco. Se vi capita di fare una passeggiata lo trovate di fianco a Palazzo Fortuny, a destra in Corte Tron, lo si vede bene, è molto poco conosciuto. E poi invece il campanile di San Giorgio Maggiore, che insomma bene o male conosciamo Ecco, tutti. scusa Mario, Sì. aggiungerei che per visitare, o meglio per vedere il campanile di San Benedetto, consiglio di andare a visitare il Museo Fortuny. Sì, Quindi dal salendo. primo, secondo piano si riesce a vedere il campanile in oggetto. Sì, 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 perché dalla strada non si vede, bisogna proprio andare cercarlo accuratamente. Oppure girando a destra in Campiello Catron. Sì, 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 sì. E qui su Castello invece ho cercato appunto di approfondire un po' i risultati dell'indagine iconografica e il primo campanile è un po' sfocato perché il dettaglio è piccolo, però consente di ricostruire le fattezze del campanile di San Daniele, che è un campanile completamente scomparso, si trovava vicino a San Pietro di Castello, e un disegno di canaletto, appunto che riprende la zona di Quintavalle dalla Motta di Sant'Antonio, che all'epoca era la punta dei giardini, completamente brulla perché non c'era stata la piantumazione, e questa motta, questo punto di vista sempre rialzato sull'orizzonte, consentiva di avere una bella panoramica su tutta l'estremità orientale della città. E quindi si riusciva a vedere appunto anche questo campanile di San Daniele, che poi scompare con le prime soppressioni napoleoniche. Un altro campanile sfortunato è stato quello di San Giovanni in Bragora, che invece è il secondo, quello nell'immagine lunga in bianco e nero, e già da questo dipinto si intuisce che era leggermente inclinato verso la riva degli Schiavoni, e questa fu la causa della sua condanna a morte, perché nel 1820 circa si decise per garantire l'incolumità degli abitanti delle case circostanti, si decise di abbassarlo e di costruire il campaniletto a vela che esiste ancora oggi. Un'altra sorpresa trovata nei disegni invece, sì, sempre di canaletto, è quest'altro, il terzo in alto, che è il campanile di San Lio. Attualmente c'è un campanile a vela che non si vede dalla strada, ma che siamo riusciti, questo grazie alla tenacia di Riccardo, che è riuscito a chiedere a un albergo come... Sì, all'albergo Canada ho Mm? chiesto gentilmente, ho detto, avete delle camere che guardano verso la chiesa? Sì, sì, venga, venga. Ho girato 3 ore dappertutto, Beh, perché sono tutte case riciclate, eccetera. Però una alla fine sono sull'altra, arrivato proprio di ecco. fronte e nel libro ci E nel, sono nel le libro fotografie. ci sono le foto del campanile attuale. Questo era quello settecentesco, quello quattrocentesco, demolito nel Settecento, e noi lo vediamo immortalato proprio durante una fase di restauro, con tutti i ponteggi di legno, ovviamente non c'erano i tubi innocenti, e con la cuspide in fase di montaggio, smontaggio. Potrebbe essere uno smontaggio, perché poi i lavori di restauro della chiesa furono di pochi anni successivi. E un altro invece campanile che poco si vede dall'esterno è l'ultimo in basso, che è quello di San Biagio di Castello, che è un campanile a vela della fine del Settecento, e che non rinuncia a insomma, un minimo di stile, di decoro nella parte sommitale, e però vedete che c'è questo robustissimo pilastro angolare che serve per poi reggere la struttura e le spinte date dalle campane. E a Cannareggio abbiamo il campanile di Madonna dell'Orto, che è quello forse più particolare per quanto riguarda la terminazione, perché ha questo bulbo di forma quasi moresca, quasi orientaleggiante. Fu completato nel 1503 e Cicogna, Emanuele Antonio Cicogna, dice che facendo dei lavori di restauro nel 1803 fu trovata una cassettina di piombo proprio nel bulbo, che conteneva delle reliquie e una piccola pergamena che nominava appunto la data di compimento. Il secondo invece è una curiosità, è il campanile di San Girolamo, che fu trasformato in ciminiera perché nella chiesa per un periodo fu installato un mulino a vapore,
e quindi sì, il campanile fu riciclato a mo' di camino fino ai primi del Novecento, quando fu, dopo il crollo del campanile di San Marco, fatta una indagine a tappeto sui campanili della città per verificarne insomma lo stato, la solidità, si vide che questo, un po' per il calore di questi fumi che uscivano, un po' per i tanti anni di abbandono, cominciava a dare segni di cedimento, quindi fu smantellato e fu sostituito da una ciminiera. Il terzo è il campanile di San Geremia, che vedete qui addobbato con gli stendardi, perché in occasione delle feste patronali si esponevano i gonfaloni per tutta la durata della festa. Chi eccedeva nei tempi di esposizione veniva multato. Il parroco di San Giovanni Novo fu multato nel 500, mi pare, nel 700, sì, nel 500, perché aveva esposto troppo per troppo tempo e quindi fu richiamato all'ordine. E l'ultimo invece, la stampa è un po' povera, però insomma vale la pena di ricordarlo perché era il primo campanile che incontreremo oggi, se fosse ancora in piedi quel complesso, che era il monastero del Corpus Domini e che sorgeva esattamente dove adesso si imbocca la rampa di discesa dal ponte di Calatrava, anzi ponte della Costituzione. E sulla sinistra c'era appunto questa chiesa e un campanile molto semplice che però appunto accoglieva un po' i visitatori da quel lato del Canal Grande. Il sestiere di San Polo, allora il primo è il campanile di San Polo, che in un dipinto di Canaletto lo vediamo tale e quale a come si presenta oggi. Questo è sopravvissuto a tutte le vicissitudini e forse si riesce a intuire qualche traccia di policromia, perché spesso i campanili erano intonacati e quindi erano decorati, soprattutto quelli in mattoni, per farli risaltare. In questo caso pare che fosse intonacato in bianco il tamburo, la zona dove potenzialmente poteva stare anche un fanale. Invece il secondo è il campanile dei Frari e qui lo vediamo nella sua veste, come dire, nella sua forma migliore, potremmo dire, perché fu costruito con una cuspide altissima. Il campanile dei Frari alla cella campanaria ha una quota di 70 metri, che è superiore addirittura a quella di San Marco, che invece è ferma a 60 metri. E l'impresa di costruzione di questo campanile fu notevole e fu finanziata in parte anche dai confratelli della scuola di Milanesi, che erano proprio, insomma, avevano il loro altare nella chiesa dei Frari. E questa cuspide, che competeva con quella di San Marco, in realtà durò molto poco, perché il campanile fu colpito da un fulmine nel 1489, quindi durò un'ottantina d'anni. Il campanile fu terminato nel 1396-1489 e poi non fu più ripristinata, anche probabilmente per questioni economiche, perché mantenere una struttura in legno e piombo del genere era una spesa notevole. Il terzo è il campanile di San Stin, vicino alla chiesa dei Frari. E se voi andate in Campo San Stin, lato farmacia, diciamo così, c'è una calle molto stretta verso l'angolo del campo e ne rimane una porzione di canna, perché quando le chiese parrocchiali venivano soppresse si capitozzavano i campanili. La prima cosa che veniva fatta era troncarli in modo da togliere sia un riferimento visivo, ma anche in modo da spingere la popolazione a recarsi alla chiesa, che poi era stata alla nuova sede che era stata designata. In questo caso il lato sul campo è stato molto modificato, mentre il lato che dà sulla vecchia calle, che esiste ancora ma che è chiusa, consente di vedere ancora una parte di queste murature medievali che vedete. E infine il campanile di San Cassiano, che questa foto la dobbiamo all'occhio di Riccardo, che ne ha ripreso il lato, il lato occidentale, sì, e che ha un capitello a somiglianza del campanile dei Frari. Vedete al centro c'è un'edicola e a somiglianza del campanile dei Frari, che probabilmente possiamo immaginare che venisse illuminata in qualche modo.
Chi lo sa, sono quesiti aperti a eh, tutti, non so, ai studiosi e a chi è appassionato che va a passeggio d'estate probabilmente. Santa Croce, allora, non potevo non mettere l'immagine del campanile di Santa Croce. Allora, la chiesa di Santa Croce, che dava il nome al sestiere di Santa Croce, non esiste più. Era al posto dei Giardini Papadopoli. Sulla fondamenta retrostante il monastero c'era questo campanile medievale che assomiglia molto a quello di San Zaccaria e che è tipico di questi campanili dell'undicesimo-XII secolo, veneziani, a torre, non molto alti, con la cella a trifore e il tetto a torre. Questo sopravvisse anche alla ricostruzione cinquecentesca della chiesa e di fatto fu demolito nell'Ottocento, però anche qui le fonti sono state sempre molto povere, se ne è parlato molto poco, le fonti iconografiche hanno consentito di recuperarne l'immagine. Il secondo è il campanile di San Stae, che se osservate bene è un buon caso di recupero e di aggiornamento di una struttura antica, perché la canna, anche questa, è quella del 1100 e vedete che è anche un po' inclinata verso sinistra. Quando fu rifatta la chiesa, per giocare anche sulle altezze, perché poi magari questi campanili rimanevano bassi rispetto alle nuove chiese settecentesche che erano più alte, più ingombranti, anche più imponenti. E allora nel Settecento gli fu tolta la vecchia cella campanaria e ne fu sovrapposta un'altra, appunto moderna, diciamo così, per dare anche una nuova veste, per avere un'architettura, diciamo, moderna da poter affiancare alla chiesa. Gli altri due invece sono Santa Maria Mater Domini e San Zan de Golà. E infine con Dorso Duro e la Giudecca abbiamo il campanile di Santa Margherita, che adesso è un altro di quelli che siamo abituati a vedere troncato, ma che fino al 1808 era in piedi, bello intatto, e vedete che anche qui la cella era intonacata di rosso, quindi erano proprio segnali molto, molto forti. La seconda immagine invece mostra quello di San Vio e quello di San Trovaso e documenta due fasi medievali importanti, sia per appunto San Trovaso, che adesso è stato poi rifatto anche questo nel primo Settecento, e quello di San Vio invece è stato demolito. E l'ultimo in basso è l'ultimo campanile a essere stato costruito, che è quello di San Gerardo a Saccafisola, 900, e anche questa invece la fotografia più grande la dobbiamo alla tenacia di Riccardo, che è entrato Instancabile. nel convento delle Clarisse alla Giudecca Di clausura, tra di l'altro. clausura, ed è un campanile che si vede solo da lontano, dalle zattere, di fronte, praticamente dopo la chiesa dello Spirito Santo, alle zattere, andando verso la punta della dogana, puntando al Redentore poco più in là, si riesce a intravederlo, ma questa insomma diciamo, è un'operazione riuscita. E infine parliamo delle appendici. Allora, qui abbiamo ingrandito anche per far vedere la difficoltà che c'è stata nel portare poi nel volume immagini di diverso tipo, perché avere la veduta di Fossati ad alta definizione era un'impresa molto difficile, per cui ci siamo posti il problema o di dover scontornare le immagini di questi campanili, che però non sarebbero state insomma così gradevoli, ecco, alla percezione, oppure abbiamo poi trovato la soluzione di mettere le tavole, di inserire le tavole alla fine e di segnalare i diversi campanili in modo da avere un riferimento anche con il testo, ecco. E infine chiudiamo con questa immagine, che è quella del campanile di San Marco, ritratto nel leone, quello di Vittore Carpaccio, che ha anche le zampe posteriori e anteriori da terra e da mar, diciamo, e questa è la prima immagine che viene fatta del campanile ristrutturato all'indomani dei grandi lavori del 1514, quando il campanile fu praticamente
troncato fino alla canna e fu costruita la nuova cella, il dado e la cuspide. E vedete come si doveva presentare cromaticamente molto diverso da quello che è adesso, perché la canna sicuramente era intonacata con un colore caldo, poteva essere un colore avorio forse, e il dado era dipinto di blu, come il fondo del quadrante della torre dell'orologio, che si vede alle spalle, e quindi la giustizia e il leone risaltavano, e poi la sommità era tutta dorata e culminava con l'angelo dorato anch'esso. Quindi, Grazie. Darei brevemente la parola a Riccardo con la preghiera di essere abbastanza conciso per lasciare, se ci sono Sì, eventuali sì, domande, sì, sì. anche perché poi il personale deve andare Lo via. so, Quindi pagheremo gli straordinari vabbè, insomma, all'istituto. non possiamo Grazie. che tenere aperto Allora, per velocemente, ringraziamenti naturalmente vanno a nome mio e a nome del dottor Mario Rosso all'Istituto Veneto, al presidente professor Andrea Rinaldo, premio Nobel dell'acqua di quest'anno recente, quindi grazie, e soprattutto grazie alla professoressa Calabi e al professor Vallenari per l'ospitalità, e soprattutto grazie all'Istituto per aver creduto in questo lavoro poderoso, e grazie anche a tutto il personale dell'Istituto Veneto che ci ha decisamente aiutato all'infinito. Grazie, grazie, grazie. Allora, un grazie alla signora professoressa Maria Stella Florio, che economicamente ha voluto sostenere questa impresa. Speriamo che non cambi idea e che ha capito, perché ha ricevuto già anche i volumi e tutto, e vedrà domani il video in diretta su YouTube. E inoltre un altro ringraziamento da un punto di vista economico al professor Virgilio Giormani e alla moglie Luigia Scarpa, che anche loro in qualche modo ci hanno aiutato in questo lavoro. Due cose velocemente. Allora, al suono di campanella, nei secoli passati, si usava nei conventi convocare il capitolo per le decisioni che riguardavano la vita conventuale o l'elezione delle badesse. Quindi mi sono permesso di ricreare brevemente un momento, un frangente dei secoli passati. Due cose veloci. Accennava il dottor Mario Rosso, anche la dottoressa, per quanto riguarda il suono delle campane e l'uso soprattutto delle corde. A Murano avevano inventato due cerchi, diciamo, passanti di vetro che si inserivano nelle tavole dei solai delle celle, varie altezze, diciamo così, del campanile fino alla cella campanaria, e questi cosi di vetro, questi oggetti di vetro che permettevano il minor consumo di corda, perché costava, a Murano si chiamavano i passasorsi, perché i topi comunque si arrampicavano sulle corde delle campane e se le mangiavano naturalmente. Questa è una cosa. Un'altra cosa personale, come il professor Vallenari, anche lui ha suonato le campane in gioventù. Anch'io ho provato una volta, ma non perché mi interessasse provare, semplicemente perché ero andato in parrocchia di San Canzian, non mi ricordo per quale motivo, forse per le mie solite decennali ricerche d'archivio, a chiedere al parroco di poter accedere all'archivio parrocchiale, ed era un pomeriggio verso le 5, 5 e mezza, ora che di solito le chiese cominciano a suonare per far arrivare la gente alla messa. E c'erano due ragazzini che facevano fatica a suonare, a tirare le corde, perché il campanile di San Canciano sono una quarantina di metri, quindi campane anche robuste, impegnative come chiesa parrocchiale. Ho detto: ragazzi, volete un aiuto? Sì, magari. E mi sono messo a tirare. È venuto il parroco di corsa velocemente, e dice: cosa succede? Fa: chi è che suona da morto? Sosta me. Inconvenienti, ho una carriera rovinata, decisamente. Un altro aneddoto curioso: quando, soprattutto d'estate, che c'è stato un periodo alla grazia, suonavano le campane del Redentore, ebbene hanno un suono
che si sente bene, e maggiormente si sentiva all'Isola della Grazia. Le suore, che erano lì, c'era una decina di suore di Maria Bambina, ogni volta che sentivano suonare le campane del Redentore cominciavano a dire fonditor, venimetor, che sono ancora da pagare. Praticamente ci facevano il verso sulla base del suono delle campane. Cioè, era un po' un gioco conventuale che evidentemente era ancora vivo negli anni '80, pertanto ve la do come curiosità. Un'altra curiosità interessante riguarda i due campanili affacciati prevalentemente sul Gran Canale della Giudecca fino ad arrivare al Lido. È una teoria che mi ha esposto una quarantina d'anni fa il purtroppo scomparso Monsignor Antonio Niero, di buona memoria, che lui di materia ecclesiastica e affini se ne intendeva molto, e il quale voleva studiare, poi purtroppo i suoi impegni e l'età non gliel'hanno concesso, voleva studiare e aveva una tesi molto interessante sui due campanili. Partiva dai gesuiti, dai gesuati, diceva che c'era una specie di linea 1 dei campanili per il canale della Giudecca, come i vaporetti in Canal Grande, no? Quindi i gesuati faceva eco il Redentore con altri due campanili, si passava alla Salute, altri due campanili, di faccia c'erano le Zitelle, altri due campanili, si andava alla Pietà, altri due campanili, si attraversava di qua nuovamente San Giorgio e si concludeva all'isola di San Servolo, che i veneziani in barca chiamano l'isola di Do Campaniei. Questa era una teoria interessante che però purtroppo Monsignore non ha potuto descriverla e quindi siamo rimasti. Mi è rimasta nella testa, ma era una cosa secondo me molto interessante da un punto di vista curioso anche. Due cose e poi ci salutiamo, o se preferite fare domanda, se credete. Limitare il suono delle campane, è stato detto purtroppo che ammazzano la comunità in certo qual modo e tutto quello che ne conviene e ne viene dietro, economia e quant'altro, eccetera. Ebbene, mi pare che non più di 2 anni fa, nei giornali di Venezia, appunto, c'erano le proteste perché le campane, soprattutto in zona San Marco, zona turistica, naturalmente suonavano troppo. E il patriarca cosa ha fatto? Ha fatto una disposizione per il suono delle campane, stabilendo tempi, orari, modalità e quant'altro. Quindi tempi più ridotti, che questo e quest'altro. Bellissima mossa pubblicitaria, lo dico io, mi assumo le responsabilità. Perché? Perché la stessa cosa di limitare il suono delle campane era già stata fatta una cinquantina d'anni fa dal patriarca all'epoca che gestiva, diciamo così, il patriarcato, ma molto di più, e abbiamo i documenti per provare questa affermazione, molto di più naturalmente era stata fatta già a metà Ottocento. Quindi il limitare delle campane è una cosa ciclica, ripetitiva, ma quello che è bello, non ho portato i documenti perché altrimenti dovremmo stare qua tutta la settimana, hanno stabilito ieri, come nel metà Ottocento, gli stessi tempi, hanno fatto solo che ricopiare e dire ecco, visto, state buoni, tra virgolette. E concludo dicendo un'altra cosa interessante. Quest'anno, anno 2025, Venezia e per la Laguna è l'anno dei campanili. Ne stanno restaurando ben 10. 11 con Sant'Andrea a Chioggia. Quindi mi pare che siamo veramente in tema. Ecco, grazie e soprattutto scusa a tutti voi presenti in sala, numerosi, e vi ringrazio di cuore anche il dottor Mario Rosso. Grazie. Ringrazio anche di nuovo l'Associazione Italiana di Campanologia per il sostegno e per il patrocinio dato al volume. Non più di 5 minuti, ma c'è qualche domanda dal pubblico? L'avevo annunciato in partenza, aprendo il nostro incontro. Se qualcuno vuol fare qualche domanda, gli autori sono disponibili. Prego. Grazie. Un attimo solo, scusi, che le portano
un microfono perché altrimenti Sì. non sente nessuno. Congratulazioni agli autori e ai relatori. Io ho avuto la fortuna di salire sul campanile di San Michele in Isola e anche con un frate all'epoca francescano, quando l'isola, il cimitero era abitato dai francescani, e tra l'altro era anche cieco, e con i pioli in ferro, quindi anche molto difficoltoso, e naturalmente quello della Basilica di Torcello. Volevo chiedere, ma avete considerato, perché ho visto che nel vostro studio avete considerato i dipinti, i quadri in materia di campanili, ma avete considerato anche la letteratura? Perché c'è un romanzo che è Il fuoco di D'Annunzio, dove le campane occupano parecchie pagine e quindi oltre ai dipinti si potrebbe suggerire anche lo studio della narrazione, della letteratura e forse anche degli scritti saggistici. Sì, sarebbe stato molto, qualche riferimento abbiamo preso, ma non puntuale. E io ho in mente, non però su Venezia, se non sbaglio, delle pagine di Mastro Don Gesualdo dove si parla di una mattina a Palermo dove viene chiamata la città delle 100 chiese e si parla proprio di un risveglio della città con gli scampanili, riconoscendo le diverse chiese. Quindi non bastava lo spazio, quindi per un proprio di Venezia. La mia vicina mi dà Lo spunto. dà per dire che Henry James nel 1869 sente le campane e le ama moltissimo. Quindi un altro Quindi capitolo. sì, nella prossima edizione ampliamo. Se troveremo un altro aiuto economico faremo un secondo volume, grazie. Difficile. Va bene, se non ci sono altri commenti o domande, consideriamo chiuso il nostro incontro e vi ringrazio tutti per la vostra presenza così numerosa. Grazie. Grazie a Grazie, tutti, buonasera. buonasera, grazie. Come via campana conventuale. Sì, io mi ricordo, avevo preso